parliamo di un tema importantissimo e parliamo di lavoro, anche perché stando agli ultimi dati, e parto dal mio tablet, ci sono alcuni dati che sono interessanti e anche un po' preoccupanti, perché sempre più aziende non trovano lavoratori, però i lavoratori qualificati ci sono, leggiamo un po', 7 aziende su 10 non trovano personale abbastanza qualificato e questo chiaramente cosa comporta? Circa la metà delle offerte di lavoro resta senza candidati idonei e questo ha anche gli effetti sul PIL, perché poi c'è anche un peso economico di questo fatto, no? Cioè del fatto che appunto non si trovano questi lavoratori, ma appunto come dicevo i lavoratori qualificati, cioè gli universitari che hanno studiato ci sono, però perché le aziende non li trovano? Lei appunto con la vostra fondazione Emblema fate proprio questo, no? Cercate di far dialogare da un lato le aziende e dall'altro lato appunto i giovani universitari, no? Che cercano lavoro. Come risponde a questo problema? Cioè perché non si trovano questi lavoratori? 7 aziende su 10 non trovano lavoratori qualificati che però ci sono gli universitari. Ma credo che il problema vada visto più in una logica di insieme, cioè è un difetto di comunicazione. Siamo tutti d'accordo sul fatto che il mondo dell'università, il mondo dell'accademia, dell'alta formazione non riesce ad essere allineato con le aziende, a volte anche viceversa. Qual è la soluzione? La soluzione è farli incontrare. Quello che noi cerchiamo di fare ormai da quasi 20 anni è prendere chi nelle università si occupa, ha più a che fare con i giovani in uscita, quindi quelli che normalmente vengono chiamati gli uffici di placement, con chi nelle aziende si occupa di risorse umane. L'obiettivo è duplice, sia lavorare sui laureati di oggi, sia costruire insieme i percorsi per i laureati di domani. Non c'è un modo alternativo. Le aziende devono imparare a dialogare meglio con le università devono capire e intercettare meglio quali potranno essere i fabbisogni delle aziende. Quindi c'è un problema di dialogo e il vostro compito è anche creare questo dialogo. Tra l'altro voi siete reduci dalla Borsa della Ricerca, 16ª edizione, questo appuntamento che avete fatto a Catania per far parlare tra l'altro migliaia di aziende e questi giovani anche ricercatori, quindi molto interessante. A questo punto le chiedo, parliamo anche di questo tema, no? Torno dal mio tablet, parliamo della cosiddetta fuga dei cervelli, no? Un'espressione che insomma il pubblico di Agorà, molto attento ai temi economici e del lavoro, conosce bene. La grande fuga dei cervelli all'estero, 700.000 neolaureati hanno lasciato l'Italia in cerca di fortuna, numeri grandi, no? Però dall'altro lato, come sappiamo, l'Italia ha messo a disposizione un piano per far rientrare questi cervelli. Ecco qui la notizia, appunto con una sorta di detassazione, insomma agevolazioni fiscali. Cosa ne pensa di questa fuga dei cervelli? Qual è la sua e la vostra ricetta di Fondazione Emblema per arginare questa fuga dei cervelli? Andare a lavorare all'estero è una scelta legittima. Allora, chi vuole andare all'estero, io non credo che necessariamente che fugga. Il tema è come facciamo in Italia ad attrarre i cervelli, non tanto a trattenerli, a convincerne alcuni a rimanere, ma ad attrarre cervelli. Dobbiamo essere più attrattivi. Dobbiamo lavorare sulle opportunità. Allora, dobbiamo raccontare che le opportunità anche per professioni altamente qualificate, anche di più dei laureati, penso ai dottori di ricerca, ai ricercatori che stanno nelle università. Ci sono tante opportunità, bisogna imparare ancora una volta a raccontarle e poi bisogna creare le connessioni. Oggi queste connessioni mancano sia sulla parte dei laureati sia sulla parte della ricerca. Ecco, voglio aggiungere un altro tassello insieme a lei, no, Presidente, perché appunto lei si occupa molto, tantissimo di questi temi del lavoro. Parliamo di intelligenza artificiale. Non possiamo non parlare, no? Perché tra l'altro, insomma, è molto correlata al tema del lavoro. Vi mostro un video che, insomma, ho mostrato anche al pubblico di Agorà questa settimana, che è diventato virale, che è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Parto dal mio tablet e ricorderete tutti, no? Parto dall'inizio, il video così lo vediamo, il famoso furto al Louvre. Con l'intelligenza artificiale è stato ricreato, dove vediamo Zelensky che ha rubato la corona, la dà a Trump e in cambio gli dà i missili, no? Ecco, Presidente, c'è un allarme sull'intelligenza artificiale, no? Perché c'è questo allarme contro la super intelligenza artificiale. 800 tra esperti, premi Nobel e politici hanno firmato per fermare questa super intelligenza artificiale. Ma la domanda che le faccio diretta è: ma l'intelligenza artificiale ci ruba il lavoro? No. Ci sta rubando il lavoro? Allora, l'intelligenza artificiale verosimilmente, perché nessuno ha certezza in questo momento, ci consentirà o ci costringerà a ripensare le modalità del lavoro, ma non ci sono oggi delle certezze. In realtà una c'è, che l'intelligenza artificiale, per come la conosciamo oggi noi, non è intelligente. È un nuovo modo sicuramente molto più evoluto di elaborare le informazioni. Allora, di chi è il futuro professionalmente parlando? Di chi saprà fare all'intelligenza artificiale le domande giuste. E in una battuta finale un beneficio invece dell'intelligenza artificiale per il lavoro?
valorizzare le persone che avranno studiato bene. Si tende a pensare che l'intelligenza artificiale consenta di studiare di meno, e invece non è così. Ci richiederà maggiore capacità critica. Una grande sfida per il futuro che si può affrontare insieme. Grazie allora a Tommaso Aiello, presidente di Fondazione Emblema. Roberto, torno da te. Grazie.